Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Storia a lieto fine a Milazzo, dove i poliziotti hanno salvato in extremis una bambina che era in piedi su una sedia e si stava sporgendo pericolosamente da un balcone. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato una potenziale tragedia. La procura ha richiesto e ottenuto il carcere per l'uomo che giorni fa avrebbe preso a pugni, calci e colpi di casco l'ex moglie sul luogo di lavoro a Palermo. Il grave episodio sarebbe solo l'ultimo di una serie di condotte vessatorie e aggressive ai danni della donna. Follia nel carcere di Augusta dopo il sequestro di 2 cellulari con cui dei detenuti avevano avviato una diretta su TikTok. La polizia li avrebbe interrotti sul più bello e questo avrebbe scatenato l'ira dei reclusi e l'aggressione a 4 agenti. La trasformazione in influencer potrebbe costare loro cara. Incidente a Palermo in via Zisa, i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare un automobilista rimasto intrappolato nella sua vettura che si era capovolta. Poi il ferito è stato trasferito all'ospedale civico per le cure del caso. I rilievi sono affidati alla polizia municipale. Continua il bel tempo in Sicilia anche per domani 17 settembre. Le temperature estive continuano a non fare sconti e permane anche la preallerta per il rischio incendi. Le province più calde saranno Siracusa, Agrigento e Catania con massime di 34 e 35 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà lunedì alle ore 13:30.